Spostando i seggi dalle scuole si mettono in difficoltà gli elettori, soprattutto i più anziani. Così il governatore Zaia, che sul vaccino anti-influenzale rassicura, primi in Italia ad aver fatto approvvigionamenti. È ricoverato nel reparto di malattie infettive di Padova il candidato presidente alla regione per il centro-sinistra Lorenzoni. Positivo al Covid, Lorenzoni ha avvertito un malore durante una diretta Facebook. Auto esce di strada, finisce in un fossato capovolgendosi e poi prende fuoco. Il 35enne al volante si mette in salvo per miracolo. Per lui una frattura alla spalla e qualche escoriazione. Ad una settimana dall'avvio dell'anno scolastico un appello ai genitori arriva dall'immunologa Viola, che sulle mascherine dice sarebbero da indossare anche al banco. L'allarme del sindaco di Villorba per la viabilità a nord di Treviso. A dicembre, dice, sarà completata la pedemontana ma non il raccordo sulla A27. La storia di una famiglia trevigiana che ha deciso di lasciare le comodità della città per far rinascere lo sperduto borgo di montagna di Damos. L'impresa di Davide Modesto, che incarrozzina grazie ad una vera e propria catena di solidarietà, è riuscito a scalare le montagne fino ad arrivare ad ammirare le 3 cime di Lavaredo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, buona domenica e ben ritrovati con l'informazione dedicata alla provincia di Treviso. In primo piano subito un'occhiata al bollettino del pomeriggio di Azienda Zero per quanto riguarda i positivi nella nostra regione. Rispetto al report della mattinata vediamo che ci sono, lo guardiamo subito insieme, eccolo qua, 31 casi in più nella nostra regione. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, nel pomeriggio si registrano 19 casi positivi in più che, aggiunti ai 23 del bollettino della mattinata, registrano 42 casi nella Marca complessivamente nelle ultime 24 ore. Non si registrano invece nuovi decessi, mentre nel bollettino del pomeriggio abbiamo 4 persone ricoverate in area non critica degli ospedali del Veneto, mentre resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva nella nostra regione. Ci sono degli aggiornamenti anche rispetto alla situazione nella Marca trevigiana. Il bambino di 8 anni ricoverato in pediatria al Cafoncello di Treviso e che era risultato positivo al test antigenico rapido al quale era stato sottoposto in seguito a ricovero. Oggi in questo bambino è stato effettuato il tampone molecolare che ha dato risultato negativo, quindi il bambino non è affetto da coronavirus. Intanto in ostetricia a Conegliano, dove lo ricorderete, vi abbiamo dato ieri notizia che una futura mamma alla 14ª settimana in seguito al ricovero per dei sintomi legati alla gravidanza non presentava infatti sintomi compatibili con il coronavirus, era stata sottoposta a test e era risultata positiva. Ebbene, in ostetricia a Conegliano prosegue lo screening e gli esiti si sapranno nella giornata di martedì. Intanto oggi di coronavirus e della situazione nella nostra regione ha parlato il governatore Zaia a Oderzo alla presentazione della fiera del cicloturismo. Ha parlato poi di vaccino anti-influenzale e per quanto riguarda i seggi, la possibilità di spostare i seggi dalle scuole, ha detto così si mettono in difficoltà gli elettori, soprattutto i più anziani. In 185 comuni italiani sono state trovate delle sedi alternative alle scuole per allestire i seggi in vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Un'opportunità data dal Viminale ai sindaci per evitare un'ulteriore sospensione delle elezioni dopo appena una settimana dall'avvio dell'anno scolastico e dopo il lungo lockdown. Possibilità accolta anche nella Marca da diversi primi cittadini da Miane a Sernaglia della Battaglia. Un'alternativa che però non convince del tutto il governatore del Veneto. Sarebbe auspicabile a questo punto di farli nelle scuole, come sempre fatto, visto e considerato che si perderà il giorno di scuola, si perderà il lunedì e il martedì per la pulizia, quindi si perdono 2-3 giorni a farla grande e la si chiude lì. A spostare i seggi vuol dire mettere in difficoltà molti cittadini, immagino solo gli anziani, che non troveranno più il seggio storico e dovranno andare in giro per il comune a cercare il seggio elettorale. Lo trovo assurdo. Intanto il presidente Zaia fa il punto sul fronte Covid in regione.
L'emergenza non è finita, non bisogna abbassare la guardia, abbiamo oltre 8.000 persone in isolamento, 188 delle quali sono positive, sappiamo ormai che il 96% o quasi dei positivi non sono sintomatici e quindi la percentuale dei sintomatici è molto bassa, appunto questi sono 188 su oltre 8.000 persone e sappiamo che però il virus c'è. Da più parti negli ultimi giorni si è sollevata la preoccupazione sulle dosi di vaccino anti-influenzale che non sarebbero sufficienti a coprire la richiesta, ma Zaia rassicura i veneti. Il Veneto è la prima regione d'Italia che ha chiuso la gara ancora a inizio estate, abbiamo comprato 1,5 milioni di dosi, abbiamo investito oltre 8,5 milioni di euro e siamo assolutamente i primi in Italia ad aver fatto l'approvvigionamento dei vaccini. La vaccinazione in Veneto non è obbligatoria, è fortemente raccomandata, è l'anti-influenzale che si fa da anni. È ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Padova il candidato presidente alla regione per il centro-sinistra Arturo Lorenzoni. L'ex vice sindaco di Padova nei giorni scorsi risultato positivo al Covid in collegamento da casa durante la conferenza stampa di questa mattina con il ministro Boccia e il sottosegretario Baretta ha avuto un leggero mancamento causato, fa sapere il suo staff, dallo stress e da un calo di pressione. Come si vede nel video, dopo essere svenuto Lorenzoni si è ripreso ed è tornato a sedersi al tavolo, ma dopo pochi secondi è stato colto nuovamente da malore e si è accasciato. Lo staff di Lorenzoni fa sapere che si è prontamente ripreso, ma in via precauzionale è stato trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso, dove i medici hanno deciso di ricoverarlo sottoponendolo a dei controlli comunque già previsti per la giornata di domani. È lo stesso Lorenzoni in serata a rassicurare sulle sue condizioni. L'ossigenazione è buona, la temperatura è scesa, dice Lorenzoni, e nelle prossime ore si procederà con una serie di controlli per escludere ogni altra complicazione. E in mattinata all'ospedale di Padova è arrivato anche il sindaco di Padova Giordani insieme all'assessore comunale al decentramento. Sono rimasti all'esterno della struttura in pieno rispetto delle normative anti-Covid. Siamo qui, ha detto Giordani, per testimoniare affetto e vicinanza ad Arturo e alla sua famiglia. La cronaca adesso se la caverà con una frattura alla spalla e qualche escoriazione. Il 35enne è uscito di strada questa mattina con la sua auto lunga la Feltrina. Dell'auto è rimasto sostanzialmente lo stemma anteriore, mentre la scarpata annerita, il palo della luce di velto e il cartello pubblicitario parzialmente colato raccontano bene della tragedia sfiorata questa mattina lungo la Feltrina. Siamo di fronte alla caserma Cadorina Monigo, dove verso le 11:30 di oggi una Audi A8 condotta da un 35enne domiciliato a Levico sta transitando verso Treviso. L'auto, secondo alcune testimonianze, sta procedendo a forte velocità quando ad un certo punto ha prima invaso la carreggiata opposta, dove per fortuna non stava transitando nessuno, per poi impattare con un palo dell'illuminazione pubblica e, capovolgendosi, finire la propria corsa nel fossato di fronte all'orto botanico. Un colpo tremendo, con i militari di guardia alla caserma che escono subito per prestare soccorso, giusto in tempo per vedere l'uomo alla guida uscire da solo dalle lamiere contorte qualche secondo prima che tutto il veicolo fosse avvolto dalle fiamme. Subito i militari hanno fermato il traffico per poi cercare di spegnere le fiamme, domate invece dai pompieri giunti subito sul posto. Il conducente è stato trasportato al Cafoncello con una frattura alla spalla e qualche contusione, ma non in gravi condizioni. Sarà ora alla Polizia Locale di Treviso stabilire la causa del sinistro e soprattutto la velocità d'impatto che ha innescato il rogo. Il cadavere di un uomo è stato scoperto questa mattina da un cercatore di funghi in un boschetto alle porte di Treviso. L'uomo, mentre stava camminando lungo il viottolo, eccolo che vedete nelle immagini, una laterale di Via Pola, a Fontane di Villorba, ha notato quelli che pensava fossero dei vestiti ammucchiati al centro di questo boschetto. In realtà era il corpo di un uomo riverso a terra con vicino una doppietta da cacciatore. Avvertite le forze dell'ordine, sul posto si sono recati i carabinieri di Treviso e Villorba per le indagini. Si tratterebbe da una prima ricostruzione di un gesto estremo di un 76enne della zona scomparso ieri sera, che avrebbe lasciato anche un biglietto nel quale avrebbe scritto le sue intenzioni di togliersi la vita. E ad una settimana dall'avvio dell'anno scolastico un appello ai genitori arriva da Antonella Viola, direttrice dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, che parte da uno dei temi più dibattuti, quello della mascherina, e dice sarebbero da indossare anche al banco.
Io avrei tenuto la mascherina al banco, se non altro nei ragazzi più grandi, diciamo almeno dal liceo, dalle scuole superiori in su. Perché? Perché proprio lo stare chiusi in un ambiente per tanto tempo può facilitare la diffusione del contagio. Ricordiamoci che anche quel metro di cui tutti parliamo non è una misura standard data dalla scienza, è di nuovo una misura di buon senso, però questo non significa che se una persona positiva dovesse fare uno starnuto, lo starnuto si blocca a 1 metro, ma anzi viaggia sicuramente molto oltre. Va al cuore del problema Antonella Viola, immunologa e direttrice dell'Istituto di Ricerca Pediatrica dell'Università di Padova, che porta anche un esempio concreto. Immagino una versione di un compito in classe di greco, di matematica, in cui si sta chiusi per 3 ore, no, a scrivere. Ecco, in questo caso, secondo me, mantenere la mascherina sarebbe stato utile per far stare tutti quanti più tranquilli. Per l'immunologa la prudenza quindi deve essere massima, ma prudenza non fa rima con allarmismo. Oggi noi non siamo per niente in una condizione di emergenza e quindi è giusto riaprire le scuole con serenità, con attenzione, perché quello che non vogliamo è riaprirle per dover richiudere dopo qualche giorno, vogliamo riaprirle per mantenerle aperte. Fondamentale in tal senso il ruolo dei genitori. Dobbiamo però lanciare un appello ai genitori per essere essi stessi protagonisti di questa sicurezza, e cioè di misurare la temperatura dei figli, non mandare a scuola i bambini se hanno colpi di tosse, malesseri in generale, tenerli a casa il più possibile se c'è qualche sintomatologia. So benissimo che questo è difficile, ma qui serve davvero la collaborazione di tutti, anche dei datori di lavoro. Io lancerei un appello anche ai datori di lavoro. Molte famiglie saranno in difficoltà nei prossimi giorni. Quando il bambino non starà bene, avrà un raffreddore e dovrà restare a casa. Ecco, bisogna consentire ai genitori, non solo alle mamme, ma a entrambi i genitori, di poter restare a casa e quindi permettere di mantenere la classe e la scuola in sicurezza. E con l'avvio delle scuole e il conseguente aumento del traffico a Treviso si rischia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un peggioramento della qualità dell'aria. Usate la bici e sostituite le vecchie caldaie, è l'appello ai cittadini dell'assessore comunale Manera. In questo momento le condizioni dell'aria a Treviso sono buone, i valori di PM10, spiega l'assessore Manera, sono molto bassi, come sono diminuiti i livelli di ozono, ma si tratta di una situazione che rischia di durare ancora per poco. Con la riapertura delle scuole infatti vi sarà un netto aumento del traffico in città, da un lato con i mezzi pubblici implementati per rispettare le norme anti-Covid, dall'altro con molti genitori che, preoccupati che il virus possa viaggiare a bordo degli autobus, decideranno di accompagnare i figli a scuola con mezzi propri. Ci troveremo di nuovo, come durante il Covid, come successivamente al Covid, in una situazione completamente nuova. Dovremo studiare quello che è lo spostamento di trevigiani in questa situazione per portare certi i loro figli a scuola, ma io dico, come abbiamo fatto sempre tutti noi, che si può utilizzare ancora una buona, vecchia, cara bicicletta che sicuramente limiterà questo effetto. E allora, per contrastare l'inquinamento, il Comune di Treviso ha stanziato un importante incentivo per la sostituzione della caldaia, valido per 2 anni, congelato invece per il 2020 il contributo per le bici elettriche. Biciclette elettriche quest'anno non abbiamo fatto un'incentivazione perché l'anno scorso non ha avuto grande successo, e stiamo a vedere cosa succederà, anche legato agli incentivi pubblici nazionali. E adesso parliamo del completamento dell'autostrada pedemontana veneta, che dal prossimo gennaio dovrebbe essere operativa ma non completata, come ci ha raccontato il sindaco di Villorba, Marco Serena, parlando della tangenziale di Villorba. Via Scatolon, che è stata creata apposta per il traffico di scorrimento e il traffico pesante. Che poi collegherà direttamente anche la pedemontana. In verità non collegherà direttamente la pedemontana, soprattutto nella prima fase di apertura della pedemontana sarà il collegamento tra il casello pedemontana e il casello A27. Parli della tangenziale di Villorba e scopri dal sindaco che pedemontana e autostrada Venezia-Belluno non saranno direttamente collegate, ma per un tempo, al momento indeterminato, tutto il traffico si riverserà su questa bretella tra le località San Sisto e Cartiera.
Un inevitabile collo di bottiglia per un'opera tanto attesa dei veneti, nata per evitare i tempi biblici del trasporto persone e merci tra l'Alta Marca Trevigiana, il Bassanese e l'Alto Vicentino. Lo svincolo dovrebbe essere questo, dove al momento c'è un via vai continuo dei camion che portano via la ghiaia, permettendo a quest'opera quasi interamente in trincea di avanzare verso quello che dovrebbe essere il suo traguardo progettuale con il raccordo diretto sulla A27. Ruspe che non si sono fermate di fronte a nulla. Non discariche più o meno mappate, non falde e vene di ghiaia più o meno stabili, fino alle piazzole dei distributori autostradali che invece pare siano riusciti a bloccare il classico ultimo miglio dell'opera. Così, se, come è stato più volte annunciato, dal prossimo gennaio si potrà percorrere il nastro d'asfalto, dai sindaci della zona, con Marco Serena di Villorba in testa, l'avviso che l'incompleta sarà una vera e propria sciagura per le strade locali. Scaricando sulla tangenziale Scattolone e mancando la viabilità complementare in particolare a Spresiano, per i primi cittadini il pericolo collasso traffico è tutt'altro che una previsione da pessimisti. Tempo instabile nelle prossime ore in Veneto, dove dalla serata di oggi fino a domani mattina potrebbero esserci condizioni di instabilità con precipitazioni da locali a sparse anche a carattere di rovescio e temporale che interesseranno dapprima le zone montane e pedemontane, successivamente anche la pianura. Non sono esclusi locali fenomeni intensi. Alla luce di questo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica. Partiti gli asili nido, stessi spazi e nuove regole anti-Covid. Le strutture nel comune di Treviso, tra comunali e paritarie, hanno accolto 275 bimbi nella fascia 0-3 anni e noi siamo andati al nido comunale di Fiera. Piccoli alla carica per l'avvio degli asili nido. Un centinaio di bimbi 0-3 anni all'opera nelle due strutture comunali di Fiera e Monigo, tornati a pieno regime dopo l'estate, vissuta come prova generale per l'avvio dell'anno, grazie all'esperienza dei centri estivi. Si riparte, stessi spazi ma nuove regole, dagli ingressi evidenziati da corsie in entrata e in uscita. Termometro alla mano, sia a bimbi che a genitori viene misurata la temperatura, si aspetta il turno rigorosamente sul bollino che contrassegna l'alt a terra. Poi si entra, il secondo step è togliere le scarpe ai bimbi che all'ingresso vengono accolti, manine igienizzate e via si corre a giocare. Mamma e papà salutano da fuori. Dall'ingresso contingentato col distanziamento i genitori sono tenuti all'esterno della struttura, all'interno può entrare solo il personale e i bambini. All'adozione del disinfettante ovviamente il personale ha tutti i dispositivi. Essendo bambini dai 0 ai 3 anni loro ovviamente non sono tenuti all'utilizzo della mascherina e dei vari dispositivi di protezione. Adeguamenti che vanno dal personale in più all'acquisto di dispositivi di sicurezza, igienizzante e ore supplementari per le pulizie, quantificabili in 10.000 euro in più al mese a carico dell'amministrazione. Regole semplici che sia genitori sia educatori hanno ormai recepito nei mesi estivi, grazie anche ai corsi ad hoc dell'ULSS. Una nuova strana esperienza, ma entusiasmo e voglia di ricominciare prevalgono. È un'esperienza nuova per tutti, da questo punto di vista devo dire che le famiglie sono state molto disponibili e serene anche, e nonostante ovviamente quando ci si lancia in una nuova esperienza ci possono essere delle perplessità o dei dubbi, e siamo qui comunque a disposizione, quindi loro sanno che possono interfacciarsi con noi in qualsiasi momento e c'è entusiasmo comunque per la ripartenza. Inaugurati i plessi scolastici della primaria e secondaria di Arcade dopo i lavori per adeguamenti sismici e energetici. Mi è mancato giocare con gli amici e stare in classe con le maestre a fare compiti. Vorrei tanto ritornare a fare scuola con i compiti. Addirittura ti sono mancati i compiti? Sì. È la verità? Sì. Sono loro i piccoli supereroi, i 250 bimbi delle elementari e 150 delle medie del plesso scolastico di Arcade, che hanno esposto i loro disegni fatti nel periodo del lockdown a tema "Io sono un supereroe", atti ad esorcizzare un periodo sicuramente difficile e tirar fuori le proprie sorprendenti risorse, periodo che ora, mascherina non da supereroe e distanziamento ben in mente, sono alle spalle. È proprio per loro che la scuola primaria Divisione Iulia e la scuola secondaria di primo grado Giuseppe Corazzin riaprono le porte dopo i lavori di efficientamento energetico e di adeguamento sismico delle strutture.
Ma non solo, i lavori del plesso scolastico hanno riguardato anche la nuova tensostruttura e la simbolica posa della prima pietra per il palasport, in cui inizieranno gli adeguamenti che consentiranno di utilizzare la struttura per svolgere attività sportive dal calcio al basket alla pallavolo. Il tutto ha comportato lavori da 3.640.000 euro, reperiti da fondi ministeriali e fondi europei, eccetto la tensostruttura, 300.000 euro da fondi comunali. Oggi ci siamo trovati a inaugurare una nuova scuola che è stata messa a posto dal punto di vista anche sismico, quindi importante per la sicurezza dei ragazzi, ma soprattutto l'importante è poter riportare i nostri bambini a scuola. Questo lo dobbiamo anche alla Regione Veneto, che ha fatto un manuale operativo assieme all'ufficio scolastico centrale regionale e agli enti locali sul territorio, un manuale che è stato copiato a livello nazionale, quindi da altre regioni. Adeguamenti per la sicurezza delle scuole, preventivati prima della pandemia, ma che oggi non possono non tener conto anche delle nuove misure. Pertanto, al fine di mantenere il distanziamento nel rispetto della normativa anti-Covid, sono state ricavate aule in più dalla mensa della scuola media. Taglio del nastro e si riparte, quindi anche i supereroi devono studiare. E adesso vi facciamo vedere le immagini di una piccola grande impresa, quella realizzata da Davide Modesto, che in carrozzina ha raggiunto le 3 cime di Lavaredo. Sono curioso di vedere come procederà oggi. È iniziata così la grande avventura di Davide Modesto, 44 anni, dall'età di 17 in carrozzina. Lui però non si è mai abbattuto e soprattutto non ha mai smesso di sognare, e una delle mete era ammirare dal vivo le 3 cime di Lavaredo. Così si è messa in moto una vera e propria macchina della solidarietà, fatta di associazioni, amministrazioni pubbliche e tanta altra gente, che venerdì ha letteralmente portato Davide da Treviso a Misurina. Qui ad aiutarlo a scendere il suo sindaco Ruggero Feltrin e Mario Conte di Treviso. Fammi da giù. Attento che adesso se ne va su Pavinito. Poi il viaggio in auto fino al rifugio Auronza, a 2300 metri di quota, per affrontare questo dislivello di 150 metri, impossibile da percorrere in carrozzina. E qui è intervenuta la tecnologia trevigiana con una semplice quanto funzionale piattaforma, con la quale Davide è stato letteralmente trainato a braccia da una vera e propria processione di amici, volontari, guide, appassionati, fino al punto dove si possono ammirare le 3 cime in tutta la loro bellezza. Immagini che descrivono da sole cosa sia la solidarietà vera e come sia ancor più viva e forte in una marcia in montagna. Io Trentino. Un'esperienza per tutti, non solo per Davide. Questa è la dimostrazione, come dire, anche emblematica, che questo paese può fare tutto, basta mettersi assieme. Mi piacciono gli esempi di come facendo squadra si possono ottenere delle cose che potrebbero sembrare impossibili. Bravo. Davide sognava di venire alle 3 cime di Lavaredo e facendo squadra si è realizzato un sogno, e quindi Davide adesso comincia a pensare il prossimo di sogno, perché abbiamo visto che tutto è fattibile. Poi le foto di rito, le bandiere e tanta felicità per l'obiettivo raggiunto tutti assieme, in un'allegra confusione che però alla fine ha fatto dire a Davide: però se vi levate io vedo meglio. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Diretta dopo quelle di Viale Nazioni Unite, vicolo San Bartolomeo, è stata inaugurata la nuova area di sgambatura cani al Parco Uccio di Treviso.
La cultura dovrebbe fare il dirigente del traffico, organizzandolo nella maniera più opportuna. Quella che potrebbe sembrare quasi un'offesa rivolta all'assessore Lavinia Colonna Preti è in realtà quasi una preghiera, perché il soggetto non è l'attività dell'assessorato quanto la capacità di dare un futuro nell'ambito dell'associazionismo culturale. A lanciare l'appello una delle voci storiche e critiche Non era questo il servizio, adesso invece vi facciamo vedere le immagini, le interviste per l'inaugurazione della terza area sgambatura cani a Treviso al Parco Uccio. Abbiamo un problema e allora vi raccontiamo la storia di una famiglia che ha deciso di lasciare una città, le comodità della città, nello specifico Mogliano, per far rinascere uno sperduto borgo di montagna, quello di Damos. Qualcuno ci dice appunto che siamo stati anche un po' dei pazzi e a volte forse abbiamo agito anche come adolescenti. Ma per certe cose bisogna, come si dice, gettare il cuore oltre l'ostacolo. Ed è quello che ha fatto la famiglia Zangrando, che ha deciso di lasciare la comoda città di Mogliano per un borgo impervio e disabitato tra Perarolo e Pieve di Cadore. Stiamo parlando di Damos, 3 case, di cui una ancora diroccata, una chiesetta gioiello del 1300 e soprattutto un pezzo di montagna veneta con belvederi mozzafiato sul Pelmo, il Tudaio e le Dolomiti. La storia comincia negli anni 60, quando da qui gli Zangrando scendono in cerca di lavoro a Marghera. Qui il giovane Renzo incontra Lidia e dal loro matrimonio nasce Giacomo. Tutto scorre in pianura fin quando nel 2015 un incendio distrugge completamente il tabbià di famiglia. Renzo vede in fumo tutte le sue radici e proprio nel momento di maggior sconforto dal figlio trentenne arriva la spinta alla rinascita. C'è stato un anno di progetto e da lì abbiamo dato vita al progetto Azienda Agricola Damos, che consiste nelle aree officinali, patate e ortaggi, e praticamente abbiamo ridato vita alla borgata, quindi abbiamo ricostruito completamente la casa e da lì il progetto agricolo che adesso è in via di sviluppo. La forza della gioventù che ha letteralmente trascinato Renzo e Lidia da una comoda pensione all'avventura della vita in montagna. Se noi guardiamo dal punto di vista uno arriva a una certa età vorrebbe stare tranquillo, invece qua ci siamo rimessi in gioco però ne vale la pena. Oggi Renzo, da ex bancario, tiene i conti, mentre mamma Lidia e soprattutto Giacomo sperimentano storiche e nuove produzioni agricole nel pieno rispetto della montagna. Penso che sia l'unico modo per poter mantenere viva la montagna, perché lo spopolamento, sappiamo, ha creato grossi problemi in questi anni. Pentita della scelta? No, assolutamente. È un invito che faccio anche a chi non ha il coraggio di buttarsi, se può, in avventure così. E adesso vediamo l'inaugurazione dell'area sgambatura cani al Parco Uccio di Treviso. Hai un amico in me, un grande amico in me. Sono una salvezza perché comunque i cani hanno bisogno di vivere in un'area sicura, non solo loro ma anche gli altri. E prima era un problema perché non possono essere lasciati liberi, prendevamo un sacco di multe, giustamente o meno giustamente, però così è. E questa è veramente una gioia per noi. Una gioia contagiosa quella di portare i cani al parco, al punto che si è persino creato un gruppo per incontrarsi e, perché no, oltre a condividere la passione per gli amici a 4 zampe, per trovare il tempo di fermarsi e scambiare 4 chiacchiere mentre i pelosini scorazzano. Siamo un gruppo, è nato proprio con i cani da cuccioli, quindi è come una grande famiglia, ci sentiamo sicuri, anzi noi siamo qui anche per controllare eventuale gente un po' strana, segnaliamo anche chi lascia per terra cose. È stata infatti inaugurata la nuova area di sgambatura cani al Parco Uccio di via Nicola di Fulvio, spazio verde che andrà a servire i quartieri di Monigo, San Paolo, San Liberale, Santa Bona e San Pelaio. L'area di realizzazione di proprietà comunale è stata recintata, dotata di fontanella e relativa pavimentazione, cartelli informativi e panchine. Tutto rema in una direzione e asseconda la crescente sensibilità degli utenti nei confronti degli animali. Basti pensare che a Treviso, città, ci sono 43.000 animali domestici, vale a dire
1 ogni 2 cittadini. La gente accoglie di buon grado appunto queste aree che portano sicurezza, che portano manutenzione, che portano attenzione e danno la possibilità anche di vivere maggiormente i parchi. Ma la mancanza segnalata resta quella relativa alla videosorveglianza. A fare la guardia loro non bastano. Un vero amico in me. E siamo alla consueta rubrica dedicata alle storie legate a degli oggetti. Questa domenica vi mostriamo una targhetta che ricorda un pilota troppo giovane per combattere. A questo simbolo è legata la storia di un giovane pilota canadese di 18 anni, sottotenente del servizio aeronautico inglese, che è caduto sul Montello. Quando la grande storia passa per una piccola targhetta, come per questo pezzo di latta un tempo attaccato ai serbatoi di uno dei tanti biplani inglesi tra Piave e Montello. A ritrovarlo un gruppo di appassionati che da tempo stanno raccogliendo a Nervesa le testimonianze della Grande Guerra in un museo dedicato in particolare alla battaglia del Sostizio. Tanti gli oggetti quasi familiari per chi il 15-18 l'ha sentito raccontare dagli zii o dai nonni, ma altrettanti che da soli richiamano a singole vicende umane che ancora oggi devono farci riflettere. È il caso di questo giovane, inesperto pilota canadese, comandato e quasi condannato dai suoi superiori. L'avevano mandato qui a farsi le ossa. Invece sul Montello lui ha incrociato le armi con 3 piloti austro-ungarici che venivano dai Balcani, quindi con molta esperienza, e ha perso la vita in 4 minuti di combattimento e ora è sepolto al cimitero di Giavera. Del suo corpo è rimasta una lapide, del suo aereo una targhetta ritrovata quasi un secolo dopo sui boschi del Montello, che testimonia però la sua storia, ricostruita fino in Canada. Questa coccarda è il Papi, il papavero, che è il simbolo della memoria dei caduti inglesi, e è fregiato di un simbolo che ricorda il Canada, proprio perché quando abbiamo inaugurato il museo una delegazione canadese è venuta per una specie di gemellaggio. E forse anche per gesti come questo, che in fondo quasi un'intera generazione è morta nel fiore degli anni. Ogni pezzo racconta un pezzo di storia di guerra. Che cosa insegna? Cioè, che cosa ci può insegnare un evento come una guerra mondiale? Beh, speriamo che ci insegni di non ripeterla. È tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Benvenuti al Meteo. Lunedì 7 settembre, perturbazione in transito sul nostro territorio e brusco calo termico. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni decisamente instabili, al mattino qualche spazio localmente soleggiato, con il passare delle ore piogge via via più frequenti e talvolta anche di forte intensità, generale miglioramento entro la notte. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, per quanto riguarda invece le massime la colonnina di mercurio si fermerà sui 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui condizioni di tempo variabile con rovesci diffusi alternati a momenti più asciutti e anche con più sole. Temperature minime fino a 19 gradi, massime invece fino ai 25 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, precipitazioni estese sin dal mattino e un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime invece fino a 19 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.